Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questa sesta edizione del Salone Nautico. Chiediamo a tutte le ospiti e gli ospiti di sedersi, prendere posto, perché tra poco avrà inizio la cerimonia di inaugurazione del Salone. Grazie. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. È il momento di iniziare questa giornata insieme, questa mattinata in cui taglieremo il nastro per inaugurare l'edizione numero 6 del Salone Nautico di Venezia 2025, un salone che è unico nel suo genere, un salone che durerà 5 giorni, da oggi fino al 2 giugno, con la passione per la navigazione, gli yacht, i super yacht, ma anche le imbarcazioni tipiche in legno da lavoro. Sappiamo che è molto caldo e che insomma è uno sforzo stare sotto il sole, ma poteva andare molto peggio perché poteva piovere, quindi siamo fortunati ad avere questo sole meraviglioso che accompagna questa giornata insieme. Tra pochissimo arriveranno anche le autorità. Prima di iniziare però iniziamo subito in bellezza, iniziamo subito
presentando una delle eccellenze non soltanto di Venezia ma italiane, che portano il nostro nome in giro per il mondo, la formazione stabile del teatro veneziano, il coro del teatro La Fenice. Invito tutti i membri del coro, eccoli qua, li farei anche un applauso mentre entrano. Ci sono artisti selezionati con concorsi internazionali da sempre. La formazione è impegnata nella programmazione operistica, concertistica del teatro, sia a Venezia chiaramente che in giro per il mondo, come vi abbiamo raccontato. Un legame strettissimo con il Salone Nautico, con l'acqua, con Venezia, ed è ciò che naturalmente lega per affinità il Teatro La Fenice e il Salone Nautico. Dalla prima edizione La Fenice è presente con grande orgoglio ed energia all'inaugurazione di questo salone. C'è un rapporto di grandissima stima reciproca a fare da trade union, tra l'altro tra le due grandi realtà, entrambe, come dicevamo, di caratura internazionale. C'è anche la capacità di fare impresa, di costruirsi e ricostruirsi, di superare le difficoltà. E nessuno può dimenticare quel 1996, quell'incendio disastroso che distrusse l'edificio costruito invece nel 1792, uno di quei gioielli dell'architettura italiana, dell'architettura teatrale italiana, luogo sacro della storia della musica che era andato in fumo, un luogo che nell'Ottocento è stato sede di prime assolute di opere di Rossini, Bellini, Donizetti, di Verdi. Sul palcoscenico del Teatro La Fenice si sono esibiti i più grandi artisti di ieri e di oggi. Dicevamo l'incendio 1996 e poi la ricostruzione, la volontà di fare impresa, di riprendersi e di registrarsi tra i siti veneziani tra i più frequentati, così come è il Salone Nautico con i numeri che tra poco racconteremo, ed è anche per questo che c'è questa grande affinità. Gli artisti dovrebbero essere pronti, maestro, sono pronti? Allora io ringrazio anche il maestro del coro, Alfonso Caiani, gli farei un applauso al maestro. E direi di chiedere al coro di eseguire per noi il Fuoco di gioia, tratto da Otello di Giuseppe Verdi.
grazie al coro del Teatro La Fenice, grazie mille a tutte le artiste e a tutti gli artisti, al maestro. Restano con noi perché tra pochissimo sentiremo e ascolteremo ancora tantissima bellezza. E allora, il Salone Nautico di Venezia è arrivato alla sesta edizione. Dicevamo un salone unico perché nel 2022 ha ricevuto il premio BEA Best Event Awards come miglior fiera dell'anno, organizzato da Vela SPA per conto del Comune di Venezia, e grazie alla collaborazione della Marina Militare Italiana è nel palinsesto dei maggiori eventi della città lagunare, il più importante salone dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale. E guardate che questo non è un dettaglio, soprattutto nello scenario geopolitico internazionale che stiamo raccontando. Venezia diventa veramente un ponte con l'Oriente, così come storicamente è sempre stata. Torna a essere protagonista, dunque, nella grande nautica. Ci sono 5 giorni, da oggi fino al 2 giugno, la sesta edizione, dicevamo, nel cuore dell'Arsenale della Serenissima, in questo scenario meraviglioso, ed è sempre emozionante tornare qua ogni volta, non soltanto a Venezia ma veramente in questo luogo che racconta tanta storia. I numeri sono in costante crescita e confermano il successo di questa manifestazione, che è diversa da tutte le altre manifestazioni nautiche che ci sono in giro per il mondo e anche nel nostro paese. Gli espositori continuano a credere in questa manifestazione, ci sono i più grandi gruppi nazionali, internazionali qua con tutte le loro imbarcazioni, 270 sono gli espositori, 216 nazionali e 54 internazionali. Espongono imbarcazioni estremamente innovative, a motore, a vela. Il Salone Nautico offre tra l'altro un contesto ricco di stimoli, di opportunità di relazione, di fare business, di intrattenere anche clienti di tutte le età. Anche per i bambini ci saranno tantissime opportunità, e soprattutto sia dentro o fuori dal salone tecnologia e design, sostenibilità ambientale e cultura si alternano in un mix che vedrete sarà veramente unico nel suo genere e da non perdere. Le imbarcazioni, vi dicevo, ci sono oltre 300 imbarcazioni esposte, probabilmente lo avrete visto entrando, 240 quelle in acqua. Pensate che formano una lunghezza complessiva, così l'ho letto, però era una curiosità che vi volevo raccontare, di circa 3 chilometri, e ci sono 1100 metri lineari di pontili galleggianti, per farvi capire quanta grandezza si respira qui all'Arsenale. Il salone si snoderà tra l'altro in 30.000 metri quadrati tra gli spazi espositivi esterni e le storiche tese, quelle che sono alle vostre spalle, le tese cinquecentesche, i grandi luoghi che in passato hanno accolto la costruzione delle galere, ospitando il meglio del design, dell'arredo nautico, della cantieristica anche artigianale veneziana, un totale di qualcosa come 5.000 metri quadrati. Tra l'altro c'è una tendenza significativa che si registra nel salone intorno alla barca a vela, protagonista assoluta. Il pontile, per chi fosse curioso, è il P3, ci sono 30 imbarcazioni dai 10 ai 30 metri, e questo è sicuramente molto significativo nell'anno in cui abbiamo saputo, e qui farei un grande applauso, che l'America's Cup arriverà nel nostro paese e arriverà il prossimo anno, con tutto quello che ci aspettiamo porti con sé. E un po' come nel tennis c'è stato l'effetto Sinner, per la vela ci aspettiamo che ci sia veramente un ritorno di fiamma, perché è una disciplina, uno sport bellissimo, e che muove tra l'altro anche tantissime maestranze e tanta tecnologia e lavoro. Tra l'altro fatemi dire che c'è una crescita importante di un altro segmento sempre velico, che è quello dei catamarani. Una grande crescita anche nel settore dell'elettrico, parlavamo di sostenibilità e di ambiente, dell'idrogeno, sono le nuove tecnologie che stanno avanzando a passo sempre più veloce e che caratterizzeranno i prossimi anni. Ci sono 30 imbarcazioni a propulsione ecosostenibile che sono esposte, e tra l'altro ci sono anche tantissimi gommoni, un settore se vogliamo anche più per le famiglie. Ci sono più di 40 modelli esposti. Un trend, dicevamo, che risponde alla richiesta di avere barche
sempre più evolute nel loro design sicuramente, dal punto di vista della loro impronta ambientale, sempre più ridotta, con l'utilizzo di materiali sostenibili, ecosostenibili, quello di maggior comfort e anche quello di maggior sicurezza, che è un dettaglio anche qui da non sottovalutare. Nautica sostenibile, che trova un segmento e un momento competitivo, tra l'altro con la quarta edizione di una competizione che è entrata nel cuore del Salone Nautico di Venezia, della iRegatta, con la scenografica parata sul Canal Grande, le prove competitive all'interno del bacino dell'Arsenale presso l'idroscalo di Venezia, e ci immaginiamo che come ogni anno ci siano tantissime persone che vorranno assistere a questa iRegatta, una manifestazione, quella del Salone Nautico, che è supportata dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Io dico soltanto per la regia, scusate se mi prendo un secondo, che il timer, che è assolutamente indispensabile, si è spento, quindi poiché tra pochissimo capirete perché è importante che io sappia esattamente che ore sono, non siamo totalmente pazzi, ma tra poco lo capirete. Eccole qua, le 11:03 è riapparso, perché ogni tanto mi vedete che guardo là per un motivo preciso. Allora, 5 giorni di manifestazioni, dicevamo, l'occasione per dare spazio anche all'intrattenimento per tutte le età, grandi e piccole. Ci sono tantissimi trofei, regate, un programma molto ricco anche di occasioni di relax, anche di incontri con i grandi protagonisti di questo salone. Ci sono punti di ristorazione, laboratori per i bambini e in qualche modo, se vogliamo, anche l'opportunità che ci viene data di riscoprire la bellezza dell'Arsenale, la storia dell'Arsenale, di queste tese, entrare semplicemente all'interno di una di queste tese, guardare in alto, guardarsi intorno e essere dentro la bellezza e dentro la storia. Allora io mi prendo soltanto qualche secondo, perché tra pochissimo chiedo a tutti quanti voi di iniziare a guardare verso l'alto, verso il cielo, perché tra pochissimo passeranno le frecce tricolori che sono decollate pochissimi minuti fa. Farei già un applauso per questa meraviglia, a proposito di eccellenze italiane, che porta in giro nel mondo l'Italia e il nostro tricolore. Sono partiti pochi fa dall'aeroporto di Rivolto per quello che sarà il loro quarto weekend di esibizione di questa 65esima stagione acrobatica, che eccole qua. Le 11:05 in punto, meraviglioso. Un applauso anche al gruppo dei piloti delle frecce tricolori. Vi dicevo che culminerà il loro lavoro nel sorvolo di Roma, e infatti sono veramente di passaggio, perché stanno andando a Roma in occasione chiaramente del 2 giugno per sottolineare le celebrazioni per l'anniversario di Costituzione della Repubblica. Tra l'altro quello delle frecce tricolori è stato veramente un anno speciale, un vero e proprio per questo simbolo dell'italianità, che settimana dopo settimana appunto raggiungerà i litorali del nostro paese, da nord a sud, fino alla grande manifestazione del 6 e 7 settembre, e l'occasione sarà proprio a Rivolto, una vera festa del volo cui non potete mancare. L'Aeronautica invita tutti quanti voi chiaramente a partecipare il 6 e 7 settembre a Rivolto per questa festa del volo, e appunto oggi l'Aeronautica ha accolto l'invito ad accordare questo passaggio. E allora io chiederei al coro del Teatro La Fenice di esibirsi per noi nell'Inno di Mameli. Vittoria,
Ordiniamo le artiste e gli artisti del teatro del Coro La Fenice, perché sta per arrivare il picchetto d'onore per il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. La hostess al lato sinistro con loro. Ho il piacere e l'onore di accogliere sul palco per questa giornata di inaugurazione del 6° Salone Nautico di Venezia il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l'ammiraglio ispettore capo Roberto Dattola, capo ufficio generale di coordinamento per la prevenzione, la vigilanza antinfortunistica e la tutela ambientale della Marina Militare, e il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Buongiorno. Buongiorno a tutte le autorità e adesso, dopo il vostro giusto applauso, c'è un altro momento importantissimo. Abbiamo visto le frecce tricolori di fatto sorvolare il Salone Nautico andando verso Roma in vista del 2 giugno e c'è un altro momento molto importante oggi con la Marina Militare. Invito sul palco la tenente di vascello Caterina Legnani, pilota della Marina Militare del 5° gruppo di elicotteri di Luni. Tenente, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccola qua, conquistiamo un po' il centro del palco. Buongiorno a tutti. Buongiorno, perché stiamo per raccontare un altro momento molto importante e significativo di questa inaugurazione, il sorvolo dei vostri elicotteri. Assolutamente sì, a breve vedrete il passaggio di 2 SH-90 della Marina Militare che vi omaggeranno con il drappeggio della bandiera italiana e della bandiera di San Marco. Ma prima di questo, Monica, se mi permetti, vorrei far suonare e omaggiare i nostri ospiti, tutti quanti, alla Fenice, di nuovo Lino Di Mameli. Lino Di Mameli del coro del Teatro La Fenice.
grazie ancora alle artiste e agli artisti del Teatro La Fenice, grazie anche al tenente Caterina Legnani che mi ha supportato. E allora dicevamo, entriamo nel cuore di questo momento che stiamo per vivere insieme. Che cosa stiamo per vedere, tenente? Come ho anticipato poco fa, a breve avrete il piacere di vedere il passaggio di due SH-90, due elicotteri della Marina Militare, che per l'appunto porteranno la bandiera di San Marco e la bandiera italiana. Gli SH-90 sono due elicotteri in dotazione all'aviazione navale, che la grande differenza con l'aeronautica è quella che noi abbiamo la capacità di appuntare sulle navi. Infatti fin dal primo dopoguerra la Marina Militare ha sentito la necessità di dotarsi di una propria forza aerea, e questo appunto ha portato alla creazione dell'aviazione navale. In particolare i due elicotteri che voi avrete il piacere di veder passare appartengono al quinto gruppo elicotteri di Sarzana Luni, che è una delle 3 basi elicotteristiche della Marina Militare. Le altre sono a Grottaglie e a Catania. Gli SH-90 che li sentite arrivare, esatto, sono alla elicotteri, vostra sinistra. Eccoli, tra poco li vedrete, in dotazione fin dal 2011 e hanno compiuto diverse missioni sia a livello nazionale che internazionale. Ma prego, guardate alla vostra sinistra il passaggio dei due elicotteri. Grazie. Devo dire, tenente, voi ci siete sicuramente abituati, per noi invece è sempre estremamente emozionante vedere assistere a questi momenti. È sempre anche per me, nonostante abbia il piacere e l'onore di pilotare questi elicotteri. Ogni volta che li vedo e ogni volta che ho l'onore di pilotarli, per me è sempre un'emozione. Quindi mi capisco benissimo, ti capisco Monica. Allora, diamo l'inizio alla cerimonia. Assolutamente. Con te ci diamo del tuo, abbiamo deciso, Ci anche se insomma con il tenente Caterina Legnani ci vediamo tra poco. Io chiamo tra pochissimo, grazie. Tra pochissimo. Io invito invece le nostre autorità, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a inaugurare il salone. Buongiorno a tutti. Si sente? Adesso facciamo accendere i microfoni. Facciamo accendere il microfono. Ecco qui. Eccolo qua. Buongiorno a tutti. Oggettivamente sono emozionato. Intanto comincio a ringraziare di cuore il Presidente del Senato Ignazio La Russa di essere qua con noi, perché ci ha fatto questo omaggio, ed è importante che lo Stato sia presente in una situazione di questo tipo. Poi devo ringraziare le altre autorità presenti, il governatore del Veneto Luca Zaia, il capo della Marina Roberto Dattola, e c'è anche il comandante di brigata dei Carabinieri Nicodemo Macri, e poi un omaggio anche all'ambasciatore ucraino in Italia che è qui con noi. Tanto per far capire che parte stiamo. Poi voglio ringraziare tutte le autorità presenti, il prefetto e tante altre persone che ci hanno continuamente aiutato. Devo fare un ringraziamento speciale alla Marina Militare, perché il comandante in specifico dell'Arsenale, che con me tanti anni fa ha condiviso questa, la che hanno chiamata una pazzia, di fare un salone nautico a Venezia. Sembra incredibile, su un posto di mare dove siamo stati regina del mare, sembrava impossibile poter fare un salone nautico. L'ho detto fin dall'inizio, non c'è competizione non c'è contrasto con Genova in nessun modo, è complementare. Noi siamo l'Alto Adriatico, dall'altra parte un salone storico che è tra l'altro anche in qualche modo, tra virgolette, commercialmente attaccato dai saloni di Cannes e di altri posti, di altre nazioni, per cui Venezia deve aiutare questo sistema. E la cosa che voglio spiegare a tutti è che una barca che parte da Venezia e arriva a Genova, o che da Genova arriva a Venezia, passa per il meridione. Lì dobbiamo, una regia nazionale, secondo me il governo in primis, ne ho parlato anche col Presidente della Regione Calabria l'altro giorno, Cocchiuto,
dobbiamo costruire darsene, dobbiamo costruire servizi per la nautica. Le barche sono sempre più grandi e il meridione in questo senso è centrale, è interesse del paese e costruiamo questo rapporto di nuovo col mare. Abbiamo 8.000 km di costa, non ci rendiamo conto che l'economia del mare è un'economia concreta, reale, e il Veneto lo sa bene. Qui siamo a Venezia, in casa di gente che vive in acqua, e quando dico Venezia io parlo sempre di una Venezia metropolitana, certamente la città storica, ma anche Mestre, Treviso, Padova, e poi tutti quelli che vorranno venire con noi, perché l'acqua che ci unisce nasce in montagna e arriva al mare. Questo lo aveva capito la Serenissima 1600 anni fa. Per cui questo non è solo un salone di economia del mare, non c'è solo un salone espositivo dove le famiglie, le persone possono venire a passare delle giornate per vedere anche lo sviluppo della propria passione, sognare, perché tante volte non costa niente, si può anche sognare, ma soprattutto l'introduzione al mare. Qui ci sono attività, ci siamo inventati assieme alle remiere, attività dove le persone possono provare a vogare. Qui dietro sul canale vi invito tutti chi ha un po' di tempo a non soltanto, ma a vivere il salone per come abbiamo fatto. Siamo arrivati alla 6ª edizione, non ci credeva nessuno, tra l'altro con un anno che siamo stati fermi c'era il Covid. E il salone l'ho inventato io, ma se non ci fosse stato Alberto Galassi, l'amministratore delegato di Ferretti, non avrei avuto la forza di farlo. Per cui a lui e poi a tutte le imprese che sono arrivate, le grandi imprese italiane, ma anche poi i piccoli cantieri, che piano piano hanno deciso di credere in questa cosa. Però solo assieme alle imprese, al mondo del lavoro, si possono fare sfide di questo genere. Oggi è un giorno di festa, per me il saluto più grande che faccio a tutti è al popolo del mare, lo chiamo così io, da chi ha la barchetta piccola, si comincia con una barchettina, con un gommone, si prova, si litiga quando si va in barca, l'ho detto tante volte, in barca si sono distrutti i matrimoni, cioè la moglie che non vuole prendere le onde, cioè, oppure si sono rafforzate molto le convinzioni. In mare, chiunque va in mare, io ci vado quando sono piccolo, per me, lo confesso, è una malattia, cioè se non vado in mare io soffro tantissimo se non sto in mare, se non vedo l'orizzonte. È difficile spiegare cos'è l'alto mare a uno che non ha provato, però ti porta l'idea del rispetto, cioè la cosa che ti lascia, e chiunque può testimoniarlo, sai che per quanto grande la tua barca, la tua nave, è sempre più piccola del mare, il mare è sempre più grande. E questa idea del coraggio di appunto decollare, si dice quando si esce da un porto, no? O di atterrare quando si arriva, ti dà una forza interiore, sia quando parti di felicità, che quando arrivi di ritorno, che è fantastica. E in tutto questo abbiamo fatto collaborare l'ICE. Qui c'è Matteo Zoppas, che voglio ringraziare personalmente, perché lui ci ha creduto realmente, ci ha messo delle risorse e soprattutto si è impegnato a portare clientela, che è la cosa più importante. A Venezia noi abbiamo questo grande evento che è la Biennale, che voglio ringraziare, con cui stiamo lavorando tantissimo assieme al governo per finanziare la manutenzione della Biennale, ma anche di tutto quanto questo sito che è archeologico. Qui quando, alle vostre spalle, quando io sono arrivato sindaco, qui c'erano i rovi, cioè non si vedeva niente, era pieno di erbe, di erbacce, dentro quelle tese che vedete vuote, dentro c'erano i magazzini di discariche di roba. Mi hanno minacciato in tutti i modi perché doveva essere roba da salvaguardare, ho detto ma se i reti del materasso, ruggini, ho dovuto litigare e noi non abbiamo, come voi sapete, immunità parlamentare. Per cui ci ho messo proprio la mia faccia e tutto quello che avevo perché volevo. Adesso lo consegno, io è l'ultimo salone che inauguro da sindaco perché finirò la mia avventura in primavera del prossimo anno, però pretendo, chiedo che a tutti i cittadini, voi che siete trasversali, votate quello che volete giustamente, guardiate i programmi di sta gente che andrà a candidarsi, parlo del comune in primis ma anche della regione, cosa volete fare del Salone Nautico di Venezia? Io l'ho finanziato, per cui lo dico agli espositori, è già finanziato per il 2026 e anche per il 2027, il comune mette più di 2 milioni di euro, 2 milioni e 2 dal bilancio del comune, cioè non discorsi a vanvera. E qui dentro il comune, voi, abbiamo messo i soldi per ristrutturare un sacco di robe, tutte queste pulizie sono costate tantissimo, non vi dico le pratiche burocratiche. E insisto, grazie alle autorità, soprattutto ripeto alla Marina, che mi ha dato fiducia e penso che è stata ricambiata perché abbiamo costruito un rapporto davvero importante, anche per ritare dignità, che in questa città sembrava che qualcuno non la volesse, all'idea delle forze armate, perché le forze armate sono a beneficio della pace, perché il deterrente, senza deterrente non c'è la pace non è una cosa che arriva, il Salone Nautico non arriva gratis, bisogna lottare, bisogna lavorare, con i rischi, perché chi si candida a fare politica sa che ci sono dei rischi, deve affrontarli a viso aperto, però solo così ottieni delle cose, solo così ottieni, e i cittadini devono sapere questo, per cui il bilancio che io farò alla fine, una delle grandi cose che penso sia il caso di continuare a fare, nell'interesse della città,
di questo sacro luogo che è il centro storico di Venezia, che soltanto attraverso la produzione, attraverso il lavoro manuale delle persone, qui ci sono le barche, le vedete anche in acqua, ma c'è anche un salone posto per le barche tradizionali, è qualcosa di straordinario, cioè le cose che ci sono già. Io ho fatto vedere quello che c'è già, solo che non c'era modo di riconoscerci. Noi dobbiamo riconoscere la nostra dimensione, ed è una dimensione di livello mondiale, perché come dicono sempre le imprese, metà degli yacht del mondo vengono prodotti in Italia, per cui grazie alle loro imprese, grazie allo sforzo che fate, grazie all'aiuto che mi date, i piccoli e i grandi, perché il mondo del lavoro, il mondo del popolo del mare sono quelli che lavorano e che poi cercano di riposarsi quella settimana, 15 giorni, che non ha tanti di più, per potersi rilassare. Per cui dobbiamo costruire, e su questo ringrazio la Capitaneria di Porto che fa un lavoro straordinario di vigilanza sul mare e ci aiuta tutti. Insieme più tardi inaugureremo una barca del SUEM per dire quello che è la sanità pubblica. Spieghiamo la specialità di Venezia quando chiediamo di essere riconosciuti con una specialità che mettiamo al servizio del nostro paese. Ecco, per cui il mio in questo senso è un atto d'amore, di grande affetto e di grande riconoscenza. Ultimi, ma qualcuno dice che gli ultimi sono i primi, tutte le persone che hanno lavorato per costruire questo salone, che hanno lavorato per organizzarlo, Vera in primis, non faccio nomi perché sono tutti amici ormai, ma anche tutte le ragazze che sono, vedete, nelle hostess, tutte le persone che hanno collaborato per portare le barche, i dipendenti di quelle imprese che dormiranno qua qualche giorno, che faremo festa sabato sera tra di noi, tra chi vorrà restare. Cioè l'importante è che diamo di nuovo luce a questa Venezia che qualche volta ascolta troppo quei pochi, per fortuna pochi, che continuano a ostacolarla. Qualcuno che addirittura vuole fare la manifestazione contro un momento di festa di uno dei più grandi uomini del mondo, grandi uomini dal punto di vista economico, io non lo conosco, Bezos, mi riferisco a questo, vorrebbero organizzare la manifestazione per dar fastidio. Io dico, non è possibile che accettiamo questo, sono ricatti che non possiamo accettare. La classe delle persone che lavorano devono reagire a questi sono atti di intimidazione. Questa città dà il benvenuto a queste persone, è uno degli uomini più importanti nel mondo della logistica, del mondo. È interesse non solo di Venezia, ma dell'Italia intera, Marghera. L'ultima notizia che do, e ho finito, però mi meritavo un minuto in più, perché insomma ci ho lavorato tanto, un minuto in più me lo meritavo. Perché sul mare davvero potrei parlare qua una giornata intera, perché è proprio la mia vita. Vi dico, adesso assieme all'Agenzia della Laguna, con il Presidente Rossetto, insieme al Consorzio, insieme alla Procuratrice, insomma un po' a tutti, ci vengono restituite, ieri abbiamo fatto l'ultimo incontro, ci lavoriamo da tempo, ci verranno restituite adesso nei prossimi giorni, firmiamo un protocollo, le ulteriori aree dell'arsenale, per cui ci restituiscono il bacino grande, un grande edificio che c'è, che a loro non serve più perché la manutenzione del Mose la faremo a Marghera, qui facciamo una base di smistamento dei manufatti che togliamo, per cui ci sarà anche la possibilità di farli vedere alle delegazioni mondiali che vogliono vedere il Mose, gli dobbiamo far vedere anche tutto cosa c'è dietro il lavoro per il Mose, e tutto dietro faremo un grande spazio per i giovani dove ci sono in sostanza gli edifici della Marina, ex Marina che vorremmo ristrutturare per fare un grande campus giovanile, e daremo le palestre per i giovani di Venezia ma anche per tutti quelli che verranno nel salone eccetera. E poi l'altra area molto grande, immagino che faremo una gara, un avviso pubblico per vedere di trovare una grande azienda internazionale per fare le manutenzioni di grandi yacht, delle grandi barche, e di fronte c'è anche un pennello dove si può tenere come supporto, e forse quando avremo possibilità lo apriremo alla cittadinanza per vedere che razza di area è l'arsenale gigantesca. E questa sarà una grande produzione, sarà un'altra grande impresa che potrà venire nel centro storico di Venezia. Scusate la lunghezza, ma volevo ringraziarvi di cuore di essere qua. Buon salone, andate a vedere le barche, sono molto belle, e provate ad andare in mare perché avete un'esperienza meravigliosa. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. Grazie al Sindaco Luigi Brugnaro, che oggi tra l'altro, facciamo un piccolo spoiler, sarà ospite di Sky TG24 con la nostra postazione che è proprio alle spalle qua di dove siamo attualmente. Do la parola al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno Presidente. Grazie. Rispondo già a una domanda che avete in mente, sarò veloce. Perché oltre a essere salone nautico sta diventando anche salone della bronzatura, stavo pensando. Detto questo, un grande applauso se lo merita il sindaco perché è stato visionario. L'anno scorso ho detto che era il Brugnaro Day, no? Brugnaro Last Day, no? E però un ringraziamento particolare, oltre che saluto a tutti voi, al Presidente del Senato La Russa, perché comunque
una presenza così autorevole ci permette... No, Sindaco, deve avere la garanzia per il futuro, perché dal 2027 bisogna cominciare a finanziarlo questo salone. Beh, io vorrei dire che è stata una grande intuizione, da un lato perché si va a riesumare parte di quel cadavere eccellente che noi abbiamo, che è l'Arsenale. Ricordiamoci che questa è un'area di 48 ettari, nasce verso il 1100, ma non vi faccio la storia, voglio solo dirvi che questa è stata una sorta di proto-industria, no? È stato il primo modello fordista, qui ci lavoravano fino a 5.000 persone. Pensate, lo dico a quelli che non sono veneti, che qui nasceva la prima previdenza per i lavoratori, nascevano i primi concetti di sicurezza sul lavoro e nasceva il primo modello di sanità pubblica, dentro qui, dentro l'Arsenale. E quindi l'intuizione del sindaco di coniugare una grande storia, perché qui, diciamo, questa industria, pensate, realizzavano una galea al giorno, o galera qualcuno anche dice, no? Che ha lo stesso significato, per dire la potenza di questa industria che poi ha continuato a lavorare fino al XVIII secolo. Però per dire che questo salone nautico, il sindaco dice noi non facciamo guerra a Genova, però siamo un'altra repubblica marinara, vorrei ricordare, e questo dobbiamo sempre ricordarlo, perché poi è anche vero che noi non facciamo contrapposizioni, siamo amici di tutti, Venezia è cosmopolita, inclusiva, immaginiamoci, però non c'è solo l'acqua, ci sono le strade, ci sono investimenti, ci sono un sacco di cose da fare ed è bene che siano distribuiti equamente nei territori nazionali. Detto questo, vorrei dirvi che io dico anche con piacere, e poi chiudo, che siamo davanti a un governo che sta cercando di invertire la rotta in un paese nel quale l'odio sociale era diventato un mantra. Perché parlare di imbarcazioni, ricordo che abbiamo avuto governi che ci hanno fatto scappare le imbarcazioni dei nostri porti. Prima un giornalista mi ha detto, ma lei è qui a inaugurare una manifestazione che è elitaria. Ma io ho detto, guarda, l'elite forse è rappresentata da qualche milionario che riesce a investire, non a spendere, a investire un sacco di risorse su queste imbarcazioni. Però ti ricordo che qui il giro d'affari è di quasi 5 miliardi di euro. Ti ricordo che di 1300 imbarcazioni prodotte nel mondo nel 2024, 572 con i grandi brand e quindi con i grandi designer sono tutte italiane, quindi la metà della produzione italiana, ma soprattutto ti ricordo che attorno a quella barca, a quell'imbarcazione, dentro all'imbarcazione e distante dall'imbarcazione c'è un popolo che vive grazie a quell'imbarcazione. Questo è un paese serio. Io ricordo con dispiacere quei governi che hanno fatto togliere le cime dei nostri pontili e hanno fatto andare i nostri, diciamo, i nostri armatori, coloro che comunque portavano ricchezza nelle nostre darsene direttamente in Croazia o da qualche altra parte in giro per il Mediterraneo. Quella è una vergogna. E quindi ricordiamo con orgoglio che quando vediamo un'imbarcazione ormeggiata di sicuro c'è un lavoratore, c'è una famiglia, ma ci sono anche tanti studenti lavoratori che riescono a completare il loro ciclo di studi grazie al lavoro che magari riescono a fare da stagionali. E questo è il significato che diamo a questo salone nautico ed è anche la volontà di continuare ad investire. La ragione c'è, ci sarà anche per me l'ultimo salone nautico da Presidente della Regione, però penso che sia fondamentale mettere le basi per continuare a investire. Io non aggiungo altro, vi auguro veramente buon lavoro e vi chiedo un ultimo applauso per tutti quelli che hanno lavorato, a iniziare dai ragazzi che sono qua, a tutti gli organizzatori e agli espositori, che sono centinaia di espositori, che se non ci fossero bisognerebbe inventarli perché senza di loro non avremmo salone nautico. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, grazie al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Do la parola adesso a uno degli sponsor, tra poco li vedremo, che ha voluto fortemente, come abbiamo già sentito, il Salone Nautico, Matteo Zoppas, Presidente dell'ICE Agenzia Ita. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Si sente? Buongiorno a tutti. Mi sentite? Ecco, adesso si sente. Buongiorno a tutti, alle autorità presenti, Presidente del Senato Ignazio La Russa, Governatore Zaia, Luigi Brugnaro, l'Ammiraglio Roberto Dattola e scusatemi anche un caro saluto a tutti gli imprenditori che portano a questo salone quelli che sono i gioielli che noi andiamo a vendere in tutto il mondo, che sono i protagonisti del Made in Italy, nella nautica e non solo. Devo dire che è un piacere, un orgoglio
seguire il Made in Italy nel mondo, perché è un marchio che si è consolidato nel tempo e del quale dobbiamo andare veramente orgogliosi. E non lo dico a caso, lo dico perché come un marchio ci vogliono anni per costruirlo, e vengo a quello che hai detto te Luigi prima, un marchio di una fiera ci vogliono altrettanti anni per costruirlo, tante energie e degli investimenti non per forza e solo economici, ma di sistema come quello che stiamo facendo in questo periodo, sicuramente col Salone di Venezia, sicuramente con il Made in Italy e le agenzie che seguono il Made in Italy, e quindi l'ICE, SACE, Simest e Cassa Depositi e Prestiti, che sono quella infrastruttura che aiuta gli imprenditori ad andare all'estero, ma lo sta facendo un po' tutto il governo. Io vedo nelle interazioni che abbiamo una grossa spinta verso l'appoggio e la crescita di quello che è il Made in Italy nel mondo, che conta 1/3 del prodotto interno lordo, e quindi è sicuramente una delle priorità che ci dobbiamo dare per far crescere l'economia e l'occupazione. E vengo anche a un tema specifico, che è quello della nautica, della cantieristica. Prima, governatore Zaia, Luca ti hanno chiesto se ci possono essere differenze tra le imbarcazioni di lusso o non di lusso, e sono entrati in merito, come hai detto tu. Quando andiamo nel mondo, l'Italia, per fortuna o purtroppo, ha un DNA connotato sul lusso, e questo si porta dietro delle grandi opportunità per quelli che sono dei prodotti che non sono connotati come lusso. E quindi trasformiamola come opportunità. È difficile trovare un'esposizione nautica in giro per il mondo con la quale noi dobbiamo concorrere, che non prenda come baluardo il russo e il lusso con la R, non ci si può sbagliare soprattutto in questo periodo, e non ci attacchi dietro tutta quella che è la filiera, e quindi componentistica, materiali e quant'altro, ma anche le altre classi di imbarcazioni. Quindi prendiamola come opportunità. E qui vorrei salutare anche Alberto Galassi e Massimo Perotti, che sono stati nominati prima, e vi devo chiedere scusa perché in un'intervista prima che mi hanno fatto mi hanno chiesto dei dazi, e io mi sono permesso di dire che forse il buon senso può dire che nelle grandi imbarcazioni che si può permettere di parlare di pagare certi importi, magari gli incide meno il dazio rispetto alle imbarcazioni più piccole, ma questo non è vero. Oggi noi stiamo vedendo un comportamento molto altalenante dei mercati, dove imbarcazioni, prodotti, tutto il Made in Italy, ma in questo caso anche la nautica, che se non sbaglio gli costa l'11% ad oggi, con in questo momento una paura del 50%, rischia, e non rischia poco. E obiettivamente, questo l'ho detto anche prima, i dazi incidono a tutti i livelli. Quindi dobbiamo assolutamente scongiurare che tutte le diplomazie che ci sono al lavoro riescano a sminare questo valore dei dazi, che anche se fosse all'11% darebbe strada a dei nostri competitor importanti. Qui vado a chiudere dicendo, Luigi, che nel momento in cui noi vogliamo far crescere un evento che è stato giustamente messo in campo, su cui si è investito, si andrebbe a perdere molto se non si continuasse, perché una volta che si costruisce un brand, sul brand si può continuare a costruire come facciamo come imprenditori nei prodotti, e quindi da qua dobbiamo crescere. Io sono sicuro che la valutazione del risultato di un processo di innovazione che dobbiamo fare anche per quanto riguarda le situazioni fieristiche, i cantieri fieristi, i padiglioni fieristici, i cantieri nautici come quelli che stiamo facendo adesso, devono aggiungere dei pezzi. L'abbiamo fatto con il vino, con i Viniteri a Chicago, l'abbiamo fatto con Venezia, con il Salone Nautico di Venezia, e dobbiamo continuare ad alimentare quelli che sono questi 630 miliardi di euro, 623 miliardi di euro di Made in Italy che spingiamo nel mondo, che abbiamo avuto un obiettivo preciso di portarli a 700 miliardi.
La cantieristica è cresciuta del 7% ed è arrivata a 4,3 miliardi di euro nel 2024. Abbiamo una grossa incertezza che è quella dei dazi che dobbiamo in qualche modo fronteggiare e dobbiamo sperare che non metta in crisi questa situazione. Siamo il maggiore produttore di super yachts, e qui torno al discorso sia di Alberto Galassi che di Massimo Perrotti. Non dobbiamo permettere a dei dazi di ridurre questi numeri, ma soprattutto dobbiamo continuare ad appoggiare queste attività, perché sono attività che fanno crescere non solo i brand di punta, ma si accodano le filiere e anche tutti i medi e piccoli imprenditori che noi dobbiamo aiutare nel loro processo di internazionalizzazione. Quindi grazie ancora a tutti, buona giornata. Grazie Presidente. Grazie al Presidente di Agenzia ITA ICE Matteo Zoppas, insomma quel popolo del mare di cui parlava il Sindaco Luigi Brugnaro che ritorna. Do la parola all'ammiraglio ispettore capo Roberto Dattola, capo ufficio generale di coordinamento per la prevenzione, la vigilanza antinfortunistica e la tutela ambientale della Marina Militare. Prego, ammiraglio. Grazie. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Porto il saluto delle donne e degli uomini della Marina Militare e il saluto dell'ammiraglio Credendino, il capo di Stato Maggiore della Marina, che per impegni istituzionali non è potuto intervenire a questa cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Venezia. E questi saluti rivolgo soprattutto al Presidente del Senato, Senatore Ignazio La Russa, al Presidente della Regione, Dottor Luca Zaia, al Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, Dottor Luigi Brugnaro, al Presidente dell'ICE, Dottor Matteo Zoppas, e a tutte le autorità civili e militari qui presenti. Come ben sapete, la Marina Militare ha accolto con favore e ha pienamente condiviso, sin dalle fasi iniziali 6 anni fa, il progetto dell'amministrazione comunale di Venezia di organizzare il Salone Nautico Internazionale in questa cornice dell'antico arsenale. Questo supporto che la Marina Militare fornisce nasce soprattutto dalla convinzione che anche un salone nautico, oltre alle indubbie ricadute positive sullo sviluppo della cantieristica navale che abbiamo appena sentito, contribuisca a far crescere e rafforzare la consapevolezza della marittimità del nostro Paese, con tutto ciò che poi ne consegue sugli aspetti commerciali, ambientali e climatici. Marittimità che va sicuramente valorizzata sotto il profilo sociale ed economico e per questo deve essere protetta sotto diversi punti di vista, come quello ambientale e della sicurezza. Compito istituzionale della Marina Militare, come ben noto, è proprio quello di assicurare la libertà e la sicurezza dei mari di interesse nazionale, anche nel dominio subacqueo. La Marina Militare è una costola fondamentale del cluster marittimo nazionale e consentiamo a tutti gli operatori del settore marittimo di svolgere le loro attività in sicurezza sopra e sotto la superficie del mare, mantenendo aperte le vie di comunicazione, sorvegliando gli spazi subacquei, in definitiva dando sicurezza e protezione a chi va per mare, a chi lavora sul mare e per il mare. E per poter svolgere questo compito fondamentale, la Marina Militare ha bisogno di donne e uomini, di equipaggi ben formati e ben preparati, e proprio in questo antico arsenale ha sede l'Istituto di Studi Militari Marittimi, che è responsabile della formazione superiore degli ufficiali ed è anche un polo culturale della Forza Armata. È uno dei più importanti istituti della Marina Militare necessari per formare quei equipaggi che a bordo delle nostre navi sappiano proteggere i nostri mari. A proposito di navi, la Marina ha voluto contribuire a questo salone nautico anche con la presenza di alcune unità navali, nave Levanzo e nave Tremiti, che sono ormeggiate qui in Darsena, ma poi nave Alpino, nave Viareggio e il sommergibile Totoro che potete trovare in riva dei Sette Martiri e in riva San Biasio. Soprattutto vi invito a visitare nave Alpino e sommergibile Totoro perché sono un concentrato di tecnologia e innovazione che ha suscitato elevato interesse anche da marine estere. Un altro mio ruolo è quello di essere il capo di corpo del Genio della Marina, quindi degli ingegneri della Marina,
e con una punta di orgoglio posso dire che queste unità testimoniano, insieme a tutto quello che è qui esposto al Salone Nautico, l'elevata capacità e eccellenza dell'ingegneria navale e nautica del nostro Paese. Prima di concludere ritengo importante sottolineare il legame sempre esistito tra la Marina Militare e la città di Venezia, ma che in questi ultimi anni si è sempre più rafforzato attraverso una serie di appuntamenti strategici e importanti e con l'avvio anche di nuove iniziative. Mi riferisco, tra le altre, al Trans-Regional Sea Power Symposium, un foro internazionale marittimo con cadenza biennale, che è giunto alla 14ª edizione e che vede ormai la partecipazione costante di oltre 100 marine. La prossima partenza, proprio qui da Venezia, il prossimo 1° giugno, della 5ª edizione della manifestazione velica Marina Militare Nastro Rosa Tour, che è una manifestazione organizzata da Difesa Servizi con il contributo della Marina Militare. Sono 10 tappe che faranno il giro dell'Italia e concluderanno poi a Genova. E poi anche il progetto in fase di sviluppo per la costituzione di un cosiddetto polo dell'acqua, con la creazione di una vasta e moderna offerta formativa universitaria mirata allo studio, valorizzazione, tutela e difesa dell'ambiente marino. Infine, la collaborazione avviata con l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, sancita con un accordo quadro, che ha posto le basi per iniziative come progetti per la valorizzazione di alcuni spazi dell'arsenale e fornire anche la formazione specialistica ad alcuni ufficiali del Genio della Marina. In definitiva, quello tra la Marina Militare e la città di Venezia è un'alleanza non solo virtuale, che si ritrova oggi a sostenere con convinzione un settore, quello della nautica, in cui l'eccellenza italiana trova una delle espressioni più brillanti e qualificate, e direi anche inviate a livello internazionale. Auguro quindi la miglior riuscita possibile a questa 6ª edizione del Salone Nautico di Venezia. Viva la città di Venezia, viva la Marina. Grazie. Grazie, grazie ammiraglio. E adesso do la parola al Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Benvenuto Presidente. Bene, grazie mille. In questa meraviglia come si può stare? Bene, ma visto che il sole è andato via e quindi possiamo stare un'oretta ancora a chiacchierare, prossima volta facciamo il contrario, noi stiamo al sole, loro li mettiamo all'ombra, vedrete che gli interventi saranno veloci. Cerco quindi di essere conseguente. Ringrazio prima di tutto, consentitemelo, il sindaco, il mio amico Prugnaro, perché io sono venuto per l'importanza della manifestazione che è stata ampiamente illustrata, ma sono venuto anche per l'amicizia che mi lega al sindaco, perché riconosco in lui un uomo del fare, innamorato della sua città, innamorato della possibilità di fare crescere sempre Venezia. E accanto a lui c'è quello che forse, non voglio dire il primo, il secondo, il terzo, ma tra i migliori governatori delle regioni sicuramente c'è Zaia, questo lo riconoscono tutti i partiti della coalizione. E c'è un problema giuridico di capire come poter continuare ad avvalersi ai massimi livelli l'Italia di Zaia, e io credo che una soluzione bisognerà trovarla col suo accordo, con la sua volontà, e quindi Zaia sicuramente una risorsa non solo per il Veneto ma per l'Italia. Comandante, la Marina. La Marina fra pochi giorni c'è la festa. Dov'è la festa, se non mi sbaglio? È a Genova. E non lo sapevo che era a Genova, gliel'ho voluto far dire a lei. Ma non c'è dicotomia tra Genova e Venezia. Repubbliche marinare, città di mare, città splendide tutte e due, ma che Venezia sia la città dell'acqua e quindi la città del mare non lo può negare nessuno, voglio dire. Ne parlavo col ministro del mare, Nello Musumeci, che è nato a poca distanza del posto dove sono nato io, in Sicilia, e che ne è così convinto che i giorni scorsi è stato qua e che forse ritornerà proprio per dare un senso non competitivo con l'altro salone nautico, ma un senso importante a questa realizzazione che tu, caro sindaco, hai voluto e che è diventata ormai una realtà. È inutile dire come è stato, beh, ormai è una realtà. Sono alla 6ª edizione, non si guarda più alle edizioni passate, ma si guarda a quelle che verranno, allo sviluppo che questo salone dà
alla nautica sicuramente, alla cantieristica, alla città, ma anche al Made in Italy nel mondo, perché poi di questo avete giustamente parlato, ne ha parlato già, se non mi sbaglio, e io ne sono assolutamente convinto. Quindi non voglio ripetermi. La importanza di dare il segnale che questo settore della nostra economia è un settore vitale per la nostra economia stessa, ma anche vitale per la nostra cultura. Perché quando si parla di mare, d'Italia, di Venezia, certo il riscontro economico è importante, ma subito salta agli occhi e al cuore il rilievo culturale che ha questo aggancio col mare, con Venezia, con la storia, col futuro. E questo siete voi. E a proposito di storia, e chiudo, ho promesso di essere, spero di essere stato abbastanza breve. Ieri al Senato abbiamo votato, dopo qualche momento di dibattito, ma alla fine all'unanimità, una proposta che era di una parlamentare, una giovane parlamentare di Fratelli d'Italia, Paola Chiesa si chiama, che ha istituito come monumento sacro, quindi un sacrario, il sottomarino Shiré, affondato nei primi anni della guerra mondiale, della seconda, ad Haifa. Era il sottomarino dai quali erano partiti ad Alessandria, a Suma, a Gibilterra, i cosiddetti maiali, quelli della 10ª MAS. MAS significava, secondo D'Annunzio, non motus illudendi, ma memento audere semper. Venne affondato dagli inglesi, venne affondato il sottomarino con il suo carico umano, non si salvò quasi nessuno credo addirittura, perché era stato individuato il sottomarino. Gli italiani non sapevano che nel frattempo gli inglesi avevano decifrato il famoso enigma, che era il modo con cui comunicavano gli eserciti alleati, non alleati, gli eserciti dell'asse, e quindi all'ingresso del porto venne abbattuto con estrema facilità perché lo aspettavano, e anche senza pietà, bisogna dirlo, perché furono abbattuto non solo il sottomarino. Bene, da ieri la Marina, ma anche l'Italia, ha un altro luogo importante, appunto, un luogo sacro, un sacrario, che significa, perché lo cito oggi, che significa, al di là dei motivi per cui quegli uomini combattevano, significa amor di patria, significa capacità di avere insieme la volontà, lo spirito, il desiderio di amare la nostra terra in tutti i suoi aspetti. E questa iniziativa, questo arsenale, questo salone nautico sono un modo concreto per dire che l'Italia noi la vogliamo sempre migliore, più bella, più grande. Grazie. Grazie Presidente del Senato Ignazio La Russa. È arrivato un altro momento bellissimo da assistere insieme. Richiamo le artiste e gli artisti del coro del Teatro La Fenice sul palco, perché tra poco si esibiranno nuovamente. Ringrazio anche, e fate un grande applauso, il maestro Alfonso Caiani e la pianista, che prima non avevo citato e merita un grandissimo applauso, Chiara Casalotto, che accompagna le artiste e gli artisti del Teatro La Fenice. Richiamo la tenente di vascello Caterina Legnani, che mi accompagna, e chiamo anche un ufficiale del gruppo operativo incursori della Marina. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti di nuovo. Buongiorno, perché stiamo per vedere anche qui qualcosa di unico. Sì, effettivamente di unico. Adesso con gli elicotteri NH90, Maristelli, Luni, Corretto. ci accingiamo a fare un lancio dimostrativo della nostra squadra di paracadutismo, appartenente al gruppo operativo incursori della Marina Militare, unica forza speciale appunto della Forza Armata. Tra pochi secondi sarà dato il via al lancio, quindi 4 operatori scenderanno in caduta libera nei primi secondi di attività a circa 200 km/h. Dopodiché apriranno il paracadute principale, quindi si apriranno le vele,
e vi faranno assistere a uno spettacolo sui cieli di questa bellissima città, Venezia. Innalzando gli occhi potrete vedere tra pochi secondi il tricolore della nostra nazione, la bandiera del comune. Eccoli, sono in uscita, hanno già aperto. Il primo operatore è andato in apertura e a sequenza immediata gli altri apriranno. Faranno un circuito, li vedremo passare sulle nostre teste tra pochi secondi. In questo momento hanno capacità di stimare l'ammaraggio che avverrà nell'acqua antistanti questo palco, sulla vostra sinistra, passando con la bandiera italiana, come dicevo prima, della Marina Militare Italiana sulle vostre teste, a seguire la bandiera del Comune di Venezia. Come terza bandiera sventolerà nel cielo di questa bellissima giornata la bandiera del gruppo operativo incursori, e il quarto operatore ci delizierà nei cieli di Venezia con una fumata a rappresentanza della nostra patria. Allora, mentre li guardiamo, ascoltiamo il coro del Teatro La Fenice, il Va Pensiero. Un grande applauso al coro del Teatro La Fenice e al gruppo Incursori, anche con la bandiera della Marina Militare che abbiamo visto esibirsi e con il tricolore. Allora, io prima di dare il via al taglio del nastro
Voglio ringraziare tutti gli sponsor, tutti coloro che hanno reso possibile questo Salone Nautico, i main partner, Camera di Commercio di Venezia Rovigo, American Express, Consorzio di tutela del Doc Prosecco, Generali Italia, Intesa San Paolo, Eni e Range Rover. I partner tecnici, Murphy & Nye, Ray Marine, Aqualai, Acqua Superpower e Repower. I media partner, The Boat Show, Rai TGR e noi di Sky TG24. I partner istituzionali, la Marina Militare, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'agenzia ITA, abbiamo sentito il presidente Matteo Zoppas, Venice World Sustainability Capital Foundation, la Fondazione Musei Civici di Venezia, Venice, AVM, Gruppo Veritas e Rai Veneto. E direi a questo punto di sentire e di chiamare sul palco per il momento finale i cadetti della Marina Militare per il taglio del nastro. C'è il sindaco Luigi Brugnaro che è arrivato, che vuole dire forse qualcosa. Prego, sindaco. No, per finire la manifestazione prima dei cadetti voglio ricordare che quest'anno cade la festa dei 160 anni della Capitaneria di Porto, per cui un applauso davvero per le forze del mare, così chiudiamo in bellezza questa cerimonia. Grazie. Grazie sindaco. Grazie sindaco. E allora chiamiamo i cadetti della Marina Militare e diamo il via al taglio del nastro, mentre il coro del Teatro La Fenice canta per noi l'inno di San Marco. Applauso per le artiste e gli artisti del coro del Teatro La Fenice, per il maestro Alfonso Caiani e per la pianista Chiara Casalotto. È il momento di dare il via a questa sesta edizione del Salone Nautico con il taglio del nastro.
Facciamo salire anche la tenente di vascello Caterina Legnani. Dove è andata? Eccola, era al lavoro con i suoi colleghi. Eccola. A inizio così la sesta edizione del Salone Nautico di Venezia. Grazie a tutti voi per essere stati qui, grazie alle nostre autorità, il sindaco Luigi Brugnaro, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, Matteo Zoppas, presidente ICE, l'ammiraglio Roberto D'Attola, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la tenente di vascello Caterina Legnani. Grazie a tutti quanti voi, vi aspettiamo oggi alle 15 in diretta su Sky TG24 fino a sabato per raccontare il Salone Nautico. Prego.